Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ciao Danino e Elisa Maggio. Ciao. Siamo pronti per partire in questa avventura che ci porterà... Cioè, io nome e cognome, tu no? Che Elisa Maggio è un format, è un logo. Comunque rifacciamo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Danino, da Elisa Maggio. Io nome e cognome, tu no? Ma lui non intendeva dire rifacciamo uguale a prima. Vabbè, dai, andiamo avanti, che me pare a storia infinita. In partenza, pronti per un'avventura che ci porterà in un paesaggio lunare, Stavo per dirlo io. per cui ci vediamo fra poco. Ciao ciao. Ciao ciao. Sosta caffè e si riparte. Avanti. Di slancio, yeah. Dai, mandala. Mi trovo costretto a censurare questa parte, dove Elsa dà sfogo al repertorio di epiteti contro i conducenti di altre autovetture che hanno la sfrontata ed insana idea di percorrere la sua stessa strada. Il ruolo della gentilezza nella comunicazione è fondamentale, se no la conversazione... Scorci della campagna veneta. Ma guarda che bel verde. Vorrei approfittare di questo viaggio in macchina per parlarvi di quando io e la Maggio ci siamo conosciuti. Oh madonna. Proprio così. Correva l'anno 2018. Ormai aprile volgeva al termine. Ci conobbimo. Ci siamo conosciuti solo per fare una prova. Rifacciamo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io nome e cognome, tu no? A few moments later. Stiamo solo ridendo. E tuttururu, ciao ciao. No, le mie mani sul tuo seno è fitto il tuo mistero. Mistero o mistero? Mistero. Mistero. Perché lei sa Credo. parlare, lei che sa parlare. Siamo a Lugugnana di Catanzaro. Ne abbiamo fatta di strada stamattina, e soprattutto in 5 ore essere arrivati in Calabria. Catanzaro? Non è... Catanzaro A Veneto. Catanzaro. Ma siamo giusti? Sì, è vero. Scusi signora, siamo giusti? Ma io che cazzo ne so, scusa. No, ma perché? Brutto figlio. Io direi dritta. Cosa dici tu? La terza, poi destra. Guarda, 16. 16. Stabile, ancora 16. Ancora 16 ore ci mancano per arrivare, però ce la faremo. E bomba o non bomba, noi arriveremo dove dobbiamo arrivare, che non possiamo ancora svelarvi perché è una località segreta. Ed ora un breve spazio promozionale. Il nuovo ritrovato dei laboratori Deneuve per combattere la stitichezza. Relash Plus. Anni di ricerca hanno portato a sintetizzare una molecola che porrà fine ai tuoi imbarazzi e blocchi intestinali per sempre. Sentiamo il direttore dei laboratori Deneuve, il dottor Ruud van Boot, che ci parla del miracoloso ritrovato. Da anni stavamo studiando un modo per eliminare il problema della stitichezza dal genere umano.
Waterbedrijven waarschuwen voor Tutti sappiamo quanto sia antipatico non riuscire ad evacuare regolarmente. Ciò impedisce agli interessati e a tutti quelli che vivono loro accanto di condurre una vita normale. Mal di testa, nevralgie, irritabilità, fermentazioni anomale con emissione di petime fetici sono solo alcune delle problematiche che affliggono questi soggetti. Een coalitie te vormen. Correspondent Helene Daans in Rome. Helene, je zei het zelf net ook. Geen Da verrassing oggi op zich, die questa overwinning, piaga maar potrà hoe essere groot is sconfitta die da overwinning Relash van Plus. Meloni nou? Il nostro prodotto va ad agire Hoe sui muscoli stabiel wordt die rettali nieuwe rilassandoli rechtse ed coalitie? impedendo che si En verder in het contraggano. nieuws vandaag. Basta mal di testa, basta nevralgie. Smettiamola di essere irritabili e di emettere peti al limite della legalità. Relash Plus è la soluzione. E a chi ti manda a cagare non dovrai più rispondere. Magari. Corri in farmacia. E quando l'hai assunto, corri a casa veloce. Relash Plus è un presidio medico-chirurgo che ha controindicazioni. Non somministrare a persone che vogliono evitare figure di merda. Può causare danni permanenti all'apparato digerente e causare la morte. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Fine spazio promozionale. Ma adesso che siamo fuori onda e che nessuno ci sente, amore, Sì, ma tu mi ami? non è vero. No. Non è vero, siamo fuori onda. Sì, siamo fuori onda. No, stai riprendendo. No? Da dove lo vedi? Dalle tue mani. Ehi, bello! Ah, Sul ecco. tuo seno? È fitto il mio mistero, Sì, però. è fitto il tuo mistero. Guarda che bel verde. Ho provato a fare una hidden cam. Niente, no. Niente. Guarda che bel verde. Che in questo posto dove andremo probabilmente è rimasto nascosto per dei mesi anche Andrea Bonafede. È talmente isolato e protetto dalla natura. Vediamo se qualcuno indovina dove stiamo andando. Oh, aspetta che c'è il cartello. C'era un cartello troppo esplicito. Com'è una ripresina così? Bella, la ripresina così è bella, anche perché una ripresina così è bella. Siamo quasi arrivati, mancano solo, credo, un centinaio di chilometri. Per cui ci sentiamo fra poco. Siamo in viaggio da 5 ore. Mi ha fatto notare adesso Elisa che c'è un tema veramente bello e a noi tanto caro da sottolineare in questa giornata di freddo inverno, che non c'è nessuno in giro, e questo parla della nostra misantropia. Che figo, amore. Ma veramente? Nessuno. Siamo arrivati nella località segreta che si chiama Brussa. Brussa. Momento Super Quark, detto anche Pippone. Qui Nino vuole dimostrare che ha studiato. E io gli devo fa pure la sigla seria. Vedi. Comunque, vediamo. Dai. Facci sognare. Cos'è la Brussa? Quali sono le sue origini? L'origine è da porre negli anni 20-30 del XX secolo. Prima era Palude, poi il nostro dittatore preferito, e ha deciso di bonificarlo. Quella, diciamo, il dittatore italiano che preferiamo ha deciso di bonificarlo. Comunque il comprensorio della Brussa si estende oltre a quella dove siamo noi adesso, che è l'isola di Valle Vecchia.
Il pino domestico è la vegetazione prevalente ed è stato impiantato. Beh, dai. Credevo peggio. È stato anche breve. Ci è andata bene. E finalmente eccola, si è fatta aspettare come una vera star. Lei è Deli, la nostra piccola canina, che come vedete non ha paura a presentarsi durante un momento verità, durante un momento difficile. Ti sgancio anche Guardate a te, che figata. Tanto tu stai qua, lo so io, vieni qua. Il mare d'inverno. Hop! Oddio, guarda che felice! No, vabbè. Com'è, Deli? È bello? Cosa vuoi dirmi? Sei contenta che sei sulla sabbia? Vai dalla mami! Vai dalla mami! Eli! Vieni qua! Zero. Vieni qua. Amore. Puzzano qua. Ho trovato delle bellissime conchiglie. Guarda. No? E sai chi veniva anche a raccogliere delle conchiglie qua? No. Chi ha soggiornato in questa pineta? Sai chi era? No. Andrea Bonafede. Che bello che fa. Il mare d'inverno ha un fascino invernale, che è diverso dal fascino estivo, che è molto più libero. Si vede? Si vede? Grazie. Oh, anche il torcicollo. Tutto questo ci è offerto da Elisa Maggio e dalle sue splendide idee. Later. Ne è uscita comunque una giornata splendida. Il sole è alto, fa abbastanza caldo per essere inverno. 10 gradi. Pazzesco, pazzesco. Pazzesco. Ah, è vero però. Sì. Sterpaglie, uccello, zoppettante. Ed altre parole a caso che vi risparmiamo. Andremo a mangiare in una piadineria stellata dove sembra ci pranzasse spesso il nostro amico Andrea Bonafede. Niente ce l'hai oggi? Ma si sa che la maggior parte della latitanza Matteo Messina Denaro. No! Andrea Bonafede. Vabbè, oggi va così. Ed ecco la conclusione della nostra
Giornata in bus, una bella piadina. Qui. Fai vedere la piadina. E è buona. È tanto, buona, io l'ho è quasi buona. finita, scusate, ma avevo tanta fame. È tanto buona. Non andate via, Nino deve fare un appello che riguarda la sua sicurezza. Volevo farvi vedere quanto è buona con me Elisa. Io l'amo per questo. Fai bene. Purtroppo mi trovo in questa condizione, sfrutto sicuramente questi ultimi istanti di libertà e forse anche di vita per chiedervi aiuto. Perché io non mi chiamo Andrea Bonafede e non ho la protezione di cui godeva Andrea Bonafede. Chiedo il vostro aiuto da casa, ognuno comodamente da casa sua può aiutarmi facendo una donazione sul numero 797979 di soli 50 euro. Ragazzi, aiutatemi. Fate quello che potete, fermatela prima che sia troppo tardi.